Siamo a Nuoro con Enrico Veracchi, 29 anni, esperienze in tutte le categorie e adesso svincolato. Come mai? Ma non ti so rispondere onestamente, probabilmente sto pagando la scelta della scorsa stagione dove ho avuto un po' di problemi vari che mi hanno tenuto fuori dal campo. Anche l'anno scorso avevo l'opportunità di rimettermi in gioco, anche in piazze importanti, invece poi per una serie di motivi sono rimasto lì a San Teodoro e poi le cose sono andate male, però sì, come hai detto tu, ho tanta voglia di rimettermi in gioco e di ripartire. Ovviamente sto valutando un po' di situazioni, diciamo anche un contesto che mi permetta realmente di rilanciarmi, ecco. C'è stata qualche trattativa anche in Serie D in Sardegna, però per vari motivi poi non si è concretizzata, varie eccellenze. Adesso mi sono sempre allenato, ovviamente è normale che mi manca la domenica il minutaggio, però sono un giocatore integro e pronto a ripartire. Ma è un ricordo bellissimo che porto sempre nel cuore, perché comunque sono arrivato a Cagliari che ero un bambino, a 14 anni ho fatto tutto il settore giovanile dai giovanissimi nazionali sino alla prima squadra di fatto, perché poi gli ultimi 2 anni di primavera ero aggregato alla prima squadra e quindi Cagliari è sempre nel mio cuore. Poi ho iniziato i vari prestiti, a girovagare un po' per l'Italia, dove ho fatto sempre il professionista e la Lega Pro, e poi questi ultimi anni sono rientrato in Sardegna, dove sono tornato appunto qui a casa, alla Nuorese. Ho vinto il campionato l'anno successivo con l'Arzachena e poi sono rientrato a Nuoro, sempre in Serie D, e poi la parentesi dell'anno scorso. Sì, ho tenuto un rapporto bello comunque con i miei ex compagni, sono molto amico con Vigorito, Ragazzu, insomma, dove abbiamo condiviso l'esperienza a Cagliari, e sono contento per loro e gli auguro il meglio. Non conosco bene adesso la realtà della primavera, penso che magari adesso possa essere un po' più, tra virgolette, più semplice approdare in Serie C, magari tramite anche delle società satellite, tra virgolette. Magari ai nostri tempi era un po' più complicato, perché comunque dovevi andare in prestito a farti le ossa, come si dice, in realtà difficili, in una Serie C molto difficile, dove era anche molto più difficile emergere. Secondo me il Latte Dolce è un ottimo organico, è una squadra forte che può ambire a salire, a vincere il campionato. Sicuramente la Turris può metterla in difficoltà, però secondo me il livello, a parte queste due realtà, è abbastanza livellato, non vedo grandi corazzate come magari qualche anno fa. Per quanto riguarda le squadre sarde, ripeto, Latte Dolce su tutte ha qualcosa in più, però secondo me anche la Torres ha un ottimo organico, può fare bene. Poi comunque in linea di massima secondo me possono ambire a salvarsi. Spero di ripartire. Adesso valuterò un po' di situazioni anche fuori dalla Sardegna per ripartire.